1,2 milioni di euro confiscati ad un capo clan di origini rom. Il blitz della Guardia di Finanza di Treviso è scattato qualche giorno fa. L'uomo da tempo era nel mirino delle forze dell'ordine. Dopo mesi di indagini, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto emesso dalla Procura di Venezia. Sigilli alla villa nel comune di Spresiano, dove abita assieme alla famiglia. Si tratta di un immobile abusivo di circa 300 metri quadri del valore di 450.000 euro. Abitazione oggetto fra l'altro di un'ordinanza di demolizione da parte del comune. Per quanto riguarda la parte urbanistica, il comune è competente e quindi adesso bisognerà aspettare intanto, che sicuramente ci sarà un ricorso e vedremo come continueranno le cose. All'uomo sono stati sequestrati anche 686.000 euro tra saldi di conto corrente, polizze assicurative, titoli azionari e libretti di risparmio. Non solo, ma in una cassetta di sicurezza gli investigatori hanno trovato e confiscato anche 2 chili di gioielli tra bracciali, anelli, collane e monete per un valore di 40.000 euro. La procura, fra l'altro, ha disposto per la durata di 2 anni nei confronti dell'uomo la misura di prevenzione personale consistente nella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Io l'ho sempre detto, sono dell'opinione che se uno commette un reato e il reato è effettivo, è giusto che vi sia una condanna. È chiaro che fino a prova contraria non si possono fare supposizioni, ecco. I provvedimenti fanno seguito a indagini patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza di Treviso, grazie alle quali è stato possibile evidenziare una palese sproporzione tra il suo patrimonio e la circostanza che egli non abbia mai svolto alcuna attività economica o percepito alcun reddito. Un soggetto caratterizzato fra l'altro da numerosi precedenti e condanne penali e dunque ritenuto sulla base delle previsioni del cosiddetto codice antimafia socialmente pericoloso. L'operazione rientra in una più ampia strategia di aggressione alle ricchezze di provenienza illecita accumulate da soggetti criminali perseguite dalla Procura di Venezia, utilizzando gli incisivi strumenti offerti da una normativa antimafia tra le più avanzate in ambito internazionale.